Prego, onorevole Roccaruvolo. Grazie Presidente. Io condivido la posizione di chi mi ha preceduta negli interventi e sottolineo una cosa. L'articolo recita integrazione e prestazione oraria lavorativa in favore del personale in servizio part-time nei comuni in dissesto. Con questa norma noi non solo facciamo un torto a quei comuni che non sono in dissesto, che mantengono bene i loro bilanci, ed è un'offesa, è un insulto a chi ogni giorno cerca di lavorare in maniera corretta, ma per giunta parliamo di personale part-time, almeno il 55% e con un orario inferiore alle 35 ore. Bastava solo che si mettessero i nomi dei comuni e non avevamo tutta questa discussione, perché i requisiti sono avere meno di 35 ore, quindi vuol dire che hanno già 35 ore, quando ci sono comuni che vivono solo di personale precario ora stabilizzato tra le 20 e le 24 ore settimanali e gente che ha più del 55% di personale in queste condizioni. Lo dico anche da sindaco, io sia che ci sia il voto segreto chiesto dall'onorevole Cracolici, sia che ci sia il voto palese, anzi lo chiederei il voto palese, voterò contro questa norma. E dico all'assessore Messina, che giustamente dice dalle economie abbiamo trovato questi 2 milioni di euro. Noi una settimana fa in Sala Gialla e la sfilata dei deputati è stata unanime, tutti siamo andati in Sala Gialla ad impegnarci, a dire a quel personale che avremmo dato delle ore in più per dare non solo dignità al loro lavoro, ma dignità alle loro pensioni, perché questa è gente che da 20-25 anni lavora nei comuni con questo monte ore. Allora all'assessore Messina dico, e al governo regionale e all'assessore Dagnino, bisogna trovare le risorse, accantonarle se c'è gente che va in pensione, per cercare di modificare il monte ore di questo personale che continua a lavorare, a reggere i comuni, perché reggono i comuni con un monte ore di 20, 24, 25 ore settimanali. Quindi per questi motivi io voto contro questa norma che lede la dignità di chi lavora onestamente e non ha portato i comuni in dissesto, e lede la dignità dei lavoratori che continuano ancora a venire qua a credere in noi, a fare convegni, promettiamo e poi ci presentiamo con questa porcheria.